Era un giorno come tanti, uguale agli altri, quell'11 settembre. Lucia Crifasi, come ogni giorno, andava al lavoro, come ogni giorno varcava l'ingresso di quelle torri gemelle, Two World Trade Center, maestose, ma da lì a poco, per Lucia e per tanti, sarebbe stato l'ultimo. Anche Agrigento ha pagato il suo tributo di vite quell'11 settembre. Lo ha fatto con una donna originaria di Montevago che dal 1958 si era trasferita a New York e lavorava in quelle fortezze immense e scintillanti che per mano di un folle gesto terroristico si sarebbero trasformati in tombe. Adesso il suo ricordo è impresso nel pannello 18 della North Memorial Pool di New York. La solare e amante donna dei viaggi, dei libri e come tutte delle scarpe. Coordinava viaggi ed era incaricata dall'American Express e girava il mondo insieme alla sorella Maria e al fratello Franco. È stata ricordata ieri a Montevago nel corso di una messa. Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, la ricorda parlando di un ricordo vivo di ciò che è accaduto e di una scia di sangue e morte che spera termini presto.